buonasera, che piacere che mi fa incontrarmi di nuovo con te. Non lo vedi che stasera è una sera che mi va di restare con te. E se tu poco poco vuoi stare al mio gioco, qualcosa avverrà. Gira e va, se la va, 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 gira e va, se la va. Bentrovati a tutti, al pubblico qui in studio, a voi soprattutto che ci seguite con tanta attenzione e tanto affetto da casa. Ben arrivati a questa nuova edizione di Mille Voci. Un'edizione importante nella quale ringrazio per la presenza Lorenzo e Florindo, che mi terranno compagnia nel corso di tutte le puntate di questa 18ª edizione, ma soprattutto vogliamo sentire la sua voce, perché chi ci segue lo sa, l'edizione scorsa di Mille Voci è stata realizzata senza la presenza fisica di Gianni Turco insieme a noi perché aveva problemi di salute. Lui poi si è occupato della post-produzione e adesso è tornato più energico di prima, quindi vogliamo subito sentire la voce del padrone, la voce del Turco. Che mi viste con un grammofono in mano? La voce del padrone. Gianni Turco, ben trovato! Grazie, buon lavoro! Grazie! E iniziamo subito questa 18ª edizione. Mille Voci è diventato maggiorenne, quindi stiamo crescendo e sta andando bene, per fortuna. Iniziamo questa edizione in un modo spettacolare con una persona che è un carissimo amico di Mille Voci, perché lui ha cantato, pensate un po', nella primissima edizione di Mille Voci e da allora non ci ha più lasciato. È diventato famoso forse anche grazie a noi e a Gianni Turco, e quest'anno ha vinto il Tali e Quali Show presentato da Carlo Conti su Rai 1, quindi è il nostro ed è diventato anche vostro. Daniele Si Nasce! Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su d'una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa, mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sogni resteranno per sempre. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita.
una notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Penso che è stupendo restare al buio, abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. La nostra vita, la vostra vita, la vostra. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi. Eccola! Splendore! Ma che piacere! Finalmente ci possiamo abbracciare. Vieni, finalmente ci possiamo abbracciare. Dopo Allora, questi 2 anni che siamo stati a distanza, finalmente ci possiamo abbracciare e dare un bel bacio. assolutamente sì, siamo felicissimi Ma di chi lo averti qui, dici? come ogni appuntamento con Ma te. dal 2005, ma ti rendi conto? Quanti Sono anni diventato che... maggiorenne anch'io. con 1000 voci. E con 1000 voci, e vorrei sottolineare l'importanza di questa trasmissione, perché è meraviglioso fare, anche se vogliamo un'evoluzione, e devo dire grazie a Gianni per questo, perché si familiarizza con i tecnici, con le telecamere, quindi è importantissima questa trasmissione che forgia tantissimi talenti e tanti amici che sono oggi qui, che ci sono stati e che verranno. Grazie. Grazie a voi. Sappiamo e speriamo di aver partecipato un pochino a questa tua ascesa, ormai un pocone, quindi grazie. Complimenti veramente Grazie, tanto, grazie siamo di cuore. onorati e fieri di te. Sei Grazie. un po' un nostro bimbo che abbiamo visto arrivare un enfant proprio prodigio su Rai di 1000 Uno. voci. Grazie. Grazie a Ci voi. vediamo più tardi. Come grazie no, a Daniele arrivederci. Sinasce. È sempre un'emozione. Ma qui le emozioni si rincorrono e adesso mi avvicino a loro perché Daniele è stato qui, seguimi Turco, Daniele è stato qui dal 2005, ma lei ha anche presentato un'edizione di 1000 voci, ciao, quindi mi Daphne. avvicino a Morena e Monica, i Milk and Coffee. Ciao a tutti, grazie, grazie. Allora, sono venuta a prendervi Aspetta, passo perché di qua. passa Passo di qua? Ok. vi vengo a prendere perché ci diamo tempo, questo è. Ecco, pronti, andiamo. Sì. Lasciamo, Vedi? abbiamo Guarda qua lasciato. che carino. Sono bravissimi. Grazie ai nostri tecnici. Quindi vi hanno preparato questo salottino. Sì, manca un po' il prosecco che avevamo chiesto, però non fa niente, cioè, ce ne facciamo una ragione. Però alla fine dobbiamo organizzarci per brindare. Se riusciamo ad arrivare alla fine di questa edizione di 1000 voci, mi embriaco pure stavolta perché qui è una fatica ogni anno. Bene, grazie di essere qui Grazie con a voi, noi. grazie È a un voi, piacere soprattutto perché siete il cuore anche, no, di questa trasmissione. Beh, anche quindi... noi, sì, insomma, sono parecchi anni che veniamo, sempre con gioia. Poi Gianni
Devi venire! Sì, E io infatti vengo. non ci sono richieste da parte del turco, ci sono imposizioni, quindi vi dovete comunque organizzare per esserci. Sì. Che cosa ci cantate in questo salottino? Allora, questa è una canzone che parla di amicizia. Siccome noi siamo come i ricchi e poveri, vedi, siamo in due, ormai i gruppi Piano fanno così. piano si restringono. Si assottigliano, e quindi è una canzone d'amicizia e la vogliamo dedicare a tutti gli amici, perché io penso che sia un dono se uno ha un amico, Assolutamente. perché l'amore è vero, ma anche l'amicizia è un grande dono e un grande amore, per cui vi auguro a tutti di avere almeno un amico vero, sincero, su cui Assolutamente, poggiarsi. perché dico spesso, mi cade in braccio questa tua riflessione, Sì. gli amici sono la famiglia che scegliamo per noi stessi. Assolutamente sì, i parenti Quindi te li trovi, i gli parenti amici te te li li ritrovi, gli scegli. amici te li scegli, Sì. e noi abbiamo scelto voi, Grazie. i Milk and Coffee. Grazie. Grazie. Vieni. Morena e Monica, Grazie. grazie, ci vediamo più tardi. Sì, ciao. Accomodatevi pure. Io mi avvicino di nuovo a Lorenzo e Florindo. Bravo, tienimi compagnia. Ogni tanto li sfrutto per spostarmi verso di voi, perché abbiamo tanti artisti con varie necessità, e adesso i nostri bravissimi tecnici stanno preparando lo studio per un altro amico storico di Mille Voci. Lui è un autore bravissimo, ha scritto per tantissime cantanti, soprattutto donne, mi suona che ha scritto per tantissime donne e delle bellissime canzoni, ed è qui con noi con immensa gioia Mimmo Cavallo. Eccoti Mimmo, accomodati. Allora fatemi fare... Ecco fatto, prego, sistemati come ti viene più comodo, così. Allora, Mimmo Cavallo, io dico che hai scritto per la maggior parte per donne, riusciamo a... Funziona? Sì, ci sono, eccoti. ci sono. Allora, Mimmo, io dico che hai scritto per le donne perché mi vengono in mente le canzoni, quelle delle cantanti più famose, tipo Fiorella Mannoia, Mia Martini. No, tra l'altro ieri o avanti ieri è uscito questo cofanetto di un sacco di dischi di Loredana e ha cantato la prima canzone che io ho scritto per una ragazza. Eravamo in CGD ed era Guarirò, guarirò, si chiama il pezzo, e poi ho saputo che venne Mia Martini da me e disse: Mimmo, gliel'ho fregata a Loredana, la canto io. Ma dai! E adesso dopo tanti anni la presenta a Loredana. È uscita in questi giorni. Ma che cosa bella, vedi, una bella soddisfazione Per soprattutto. cui un'altra donna. Sì, però insomma, non so, guardami bene. Io non ti sembro una donna? Ma guarda, quindi che ti io dovresti ho tanti convincere brani. a scrivere una cosa da farmi cantare, scusami, me la canto e me la suono io con Mimmo Cavallo, però la butto lì, tu facci un pensierino, non si sa mai. Allora, cosa ci canti in questa puntata di Mille Voci? E il pezzo si chiama O Mimì ed è un pezzo dedicato proprio a Mia Martini, e il senso è tutto quello che non siamo riusciti a dire alle persone quando poi boom, ci mancano improvvisamente. E quando ti manca, resta sempre un po' quella sensazione. Se tu sai scrivere canzoni, la scrivi una canzone. Bene, grazie. Oh Mimmo Cavallo. Sto sulla collina e sopra me la luna, e non c'è nessuno, e non c'è nessuna. Se ci fossi tu a dare un senso a questo blu, a questo vuoto che c'è. E son qui che volo, perduto in mezzo al cielo, tra le costellazioni delle cefeidi, immaginando che tutto è ancora come se tu fossi con me. Oh Mimì, se ci fossi tu qui, in questa notte che non vuole finire, tu tienimi le mani, ci son parole che solo le mani sanno dire, che la vita è, che la vita è, avrei voluto dire
regna senza trono, un miracolo mistero. Cantavi le canzoni e la tua voce apriva il cielo. Ci sarà qualcuno dall'altra parte del mondo, dall'altra parte del tempo, dall'altra parte di me. E lontano sento il lamento di un sassofono che suona disperato con la sua voce roca. La luna in mezzo al cielo è un uccello sopra un palo e versa giù l'argento in questo mare nero. E sentirsi dentro fare parte di tutto questo, lasciarsi andare, cadere giù in bocca al mondo, dentro ad un cratere dove c'è silenzio, seguire la corrente di tutto questo niente, che siamo anime su queste rapide, e si va avanti così. Oh Mimì, oh Mimì, e la luna se ne sta lì. Mistero mio dell'anima, che c'è o che non c'è. Senti come batte il tempo, questo blues and jazz. Let's go! Questa notte che non vuole finire, tu tienimi le mani, ci son parole che solo le mani sanno dire. Oh Mimì, e la luna se ne sta lì. Mistero mio dell'anima, che c'è o che non c'è. Senti come batte il tempo, questo blues and jazz, che la vita che la vita è. Avrei voluto dirti, avrei voluto che, avrei voluto dirti, avrei voluto. Grazie Mimmo per questa dedica, le tue canzoni sono sempre delle poesie e abbiamo visto anche un bellissimo video, no? Che hai girato per accompagnare questa canzone, quindi complimenti, veramente. Grazie. Io, come sapete, quando li becco poi li incastro, quindi la promessa è quella che ci ritroveremo in un'altra delle puntate di Mille Voci di questa stagione, tornerai a trovarci, vero? Grazie, grazie a Mimmo Cavallo, grazie. Turco, riseguimi perché mi avvicino qui ad un altro amico storico di Mille Voci che è Domenico Bartolomeo. Salve a tutti, ciao Daphne. Il nostro Domenico, vieni, abbiamo dato così tempo ai nostri tecnici di liberarci lo studio e di lasciarti tutto lo spazio di cui hai bisogno. Quale onore. Allora, Domenico Bartolomeo è un affezionato di Mille Voci, chi ci segue lo conosce, lui canta tantissime canzoni della musica leggera italiana, quindi fa tantissimi omaggi con questa voce che si presta molto alle interpretazioni di tanti cantanti diversi. Vero. Ben trovato, ci fa veramente piacere. Grazie, ben trovato a te, ben trovato a voi tutti quanti. Che cosa ci canti in questa puntata di Mille Voci? In questa puntata adesso facciamo una canzone, un omaggio a Ramazzotti. Bene. Con una canzone che si chiama Più bella cosa. Quindi, più bella cosa non c'è di te, Domenico Bartolomeo. Grazie. Com'è cominciata io non saprei, la storia è infinita con te, e sei diventata la mia lei, di tutta una vita per me.
ci vuole passione con te, è un briciolo di pazzia, ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito un brivido, sì. Ti dico una cosa, se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quanto vuoi, grazie di esistere. Com'è che non passa con gli anni miei la voglia infinita di te? Cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me? Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però, lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quanto vuoi, grazie di esistere. Quanto vuoi, grazie di esistere. Grazie di esistere. Più bella cosa non c'è di te, grazie di esistere. Grazie. Domenico Bartolomeo. Grazie di esistere. Grazie Domenico. Grazie a Ci te. rivediamo in qualche altra puntata di questa edizione Certo di che Mille sì. Voci. Grazie. Bene. Indovinate a chi tocca? Su, un po' di fantasia. Oh, vedi? Oh, bravi, preparati. Questa è la risposta giusta. Adesso tocca a me. Tocca a me. In questa prima puntata di Mille Voci vi presento un brano molto famoso che riconoscerete subito e che è stato anche un impegno cantarlo. Indovinate chi ha voluto mettermi alla prova? Bravi, ormai lo sapete tutti, è stata colpa del turco. Dirò che forse è stato merito. Se è venuta una cosa bella che vi piace, è merito suo sicuramente. Quindi un omaggio a Roma e alle sue vacanze romane. Roma, dove sei? Eri con me
di me e non sai che pena mi fai. Ma piove il cielo sulla città, tu con il cuore nel fango, l'oro e l'argento le sale da te, paese che non ha più campanelli. Poi dolce vita che te ne vai su lungo Tevere in festa, concerto di viole mondanità, profumo tuo di vacanze romane. Roma bella tu, le muse tue, asfalto lucido, arrivederci Roma, monetina e voilà. C'è chi torna e chi va, la tua parte la fai, ma non sai che pena mi dai. Greta Garbo di vanità, tu con il cuore nel fango, l'oro e l'argento le sale da te, paese che non ha più campanelli. Poi dolce vita che te ne vai sulle terrazze del corso, vedova allegra mentre resti caffè, profumo tuo di vacanze romane. E grazie. Bene, e adesso è il momento delle riflessioni con un amico che nella scorsa edizione di Mille Voci mi ha dato buca, invece quest'anno non ha potuto dire di no ed è con noi Franco Fasano. Ma ciao! Intanto ti do un bacione, che come dice Daniele possiamo, e poi ci accomodiamo. Beh, un attimo, perché io non è che ti ho dato buca, è che anche io ho avuto un piccolo problema di salute. Lo so. Però cosa ti ho detto? Il prossimo anno ti prometto che verrò. Infatti, eccomi promessa qua. mantenuta. Ma poi me ne ha fatte altre di promesse che vi svelerò nel corso di queste puntate, perché abbiamo il piacere di avere Franco con noi in molte delle puntate di Mille Voci, perché lui ha avuto l'ardire di scrivere un libro e abbiamo anche fatto una scommessa su questo libro. Ecco, questo è il libro di Franco, che ha scritto questo libro dal titolo Io amo, e mi intimò di riuscire a leggerlo in 3 giorni, e io in 3 giorni sono riuscita a leggerlo davvero. Sì. Ho preso anche appunti, vedete, mi sono fatta tutte mi sono messa i post-it perché ho tantissime cose da chiedere su questo libro che mi è piaciuto tantissimo. Però so che l'hai riletto perché hai avuto un anno di tempo. Certo, ho avuto un anno di tempo e l'ho riletto, e soprattutto in questo libro si parla di 1000 voci.
voci e mi sono messa proprio il segnetto proprio per leggere questa cosa che tu dici di 1000 voci. Allora, senti Turco, dice così: sto invecchiando? Può essere, ma io invece preferisco continuare a crescere tenendomi il più lontano possibile da quella lotta al massacro di certi programmi dove si mettono in competizione e a confronto personalità artistiche che a loro tempo hanno saputo imporsi regalando emozioni al proprio pubblico e ora vengono trattati come se avessero solo un'ultima opportunità per riproporre il proprio talento. Questo forse spiega la mia conseguente assenza da un certo tipo di trasmissioni. Personalmente preferisco continuare a coltivare le mie piccole e grandi intuizioni e raccontarle sul web o canali minori non vincolati a quei tempi televisivi spesso sbrigativi. Un esempio per tutti mi capitò nel 2013 quando Gianni Turco, il regista e ideatore di 1000 voci, mi dedicò più di una puntata e uno speciale per presentare tutte e 26 le tracce di Fortissimo. Fortissimissimo, scusami. Quindi è stata... Ma innanzitutto colgo l'occasione per salutare, perché qui le persone delle volte vanno via, delle volte proprio... vanno via prima del tempo, e io mi ricordo che quello special bellissimo che curò Gianni Turco, a condurlo fu Gianni Nazzaro, che saluto e al quale dedico un abbraccio. Un grandissimo amico di Gianni Turco e di 1000 voci, un'assenza importante nel mondo della musica. Per carità, adesso non è, il tempo va avanti, i tempi sono sempre più veloci, no? Però devo dire che la cosa che mi è sempre piaciuta di questo programma è il fatto che ognuno di noi, qualsiasi sia la notorietà, ha lo spazio che vorrebbe avere davvero. E non capita dappertutto, quindi tu non è che devi essere per forza famoso per forza, ma se hai delle cose da dire, in un programma come questo le puoi dire. Allora, quando Massimiliano Beneggi, che è stato lui il vero ideatore di questo libro, mi ha detto: ma dove pensi di presentarlo? Io vado dove mi chiamano. E quando io gli ho detto a Gianni che stavo scrivendo questo libro, mi ha detto: mi raccomando, come che hai detto? Mi raccomando, devi venire a 1000 voci a presentare, ed eccomi qua. Sì, solo che il libro poi l'ho letto io, cioè vorrei dire, Turco, insomma. Alla fine lui se l'è fatto raccontare, perché poi ho fatto una cosa carina e ho cercato, per raccontare un po' la tua storia, di trovare anche degli aneddoti televisivi, qualche video che adesso vedremo insieme, di alcune esibizioni che riguardano alcune canzoni che tu hai scritto. E vorrei partire con questa prima puntata dal Sanremo del 1981. Franco Fasano, un'isola alle Hawaii. Sabato mattina, ma il cielo dov'è? Oggi il grigio è il solo colore che c'è. Gioco la schedina in un bar di periferia. Se stavolta vinco, giuro che vado via. Le tue braccia al collo, che bella che sei. Il monolocale, una reggia per noi. Mentre tu mi stringi, scopro la verità. Si stanno avverando i sogni di un'ora fa. Ho vinto un'isola alle Hawaii, a quel concorso chiamato la vita. Ci puoi venire quando vuoi, vale un biglietto, un sorriso che fai.
spettacolare. Ma hai visto che capigliatura avevo? Sì. Era un incrocio tra Nicola Di Bari, Marzullo e Orietta Berti, hai visto? È una cosa... eri simpaticissimo. Beh, avevo poco meno di 20 anni ed è stato un anno molto importante per me, anzi ringrazio sempre Salvatore De Pasquale, Depsa, che fu il primo a credere davvero in me e insomma è stato un modo, anche se non entrai in finale. La finale l'hai vista da casa seduto sul divano con tua mamma. Esatto, ed è lì che ho capito come era vestito Cecchetto. Sì, per questo. E entrò Orietta Berti dal quinto posto quell'anno, perché quell'anno mettevano insieme alle nuove proposte anche qualcuno insomma, che era da un po' di tempo fuori dal mercato. Lei cantò una canzone di Lauzi Caruso, già allora, La barca non va più. Ah, ecco, perché era un po' il ritorno da finché la barca va, era passata alla barca non va più. Esatto. Beh, su questo libro troverete tantissimi aneddoti anche dietro le quinte dei festival di Sanremo, che vi racconteremo un po' a pezzetti nel corso di questa edizione, ma vi leggo solo il commento di Daniele Pace, che era l'autore di Sandro Giacobbe, che ti disse... Pace Panzeri. Ma tu lo vuoi rifare Sanremo un no? Quest'anno ti è andata così così, ma per forza a 20 anni un'isola alle Hawaii. Ma tu che c'entri con le Hawaii che ancora ti fai le dita? Lasciamo perdere. E ti disse che dovevi scrivere per le donne dai 40 in su, Ma ti rendi che quello conto? sarebbe stato il tuo pubblico. No, lui mi aveva scritto una canzone che vabbè. Non possiamo dire perché c'erano le parolacce. No, non c'erano parolacce, però si vede che lui credeva molto già ai tempi nel Toy Boy. Sì, quindi aveva l'idea che dovessi... E quindi già Giacobbe aveva fatto questo e mi ricordo che voleva che cantassi una canzone che aveva impostato lui e diceva cerco signore, la R così, no? Cerco signore, Mitri Petrese, anni 43. Sì. E vabbè, eccetera. Beh, scopriremo altri aneddoti su Franco Fasano, sul Festival di Sanremo. Lui è diventato l'autore di tutti noi, altro che l'autore delle donne dai 40 in su, perché ha scritto delle canzoni che sono tuttora famosissime, cantate tantissimo, di cui avremo modo di parlare insieme. Quindi grazie a Franco per essere con noi. Gianni. A Grazie. Mille Voci. E io torno vicino ai miei amici, a Lorenzo e a Florindo, soprattutto perché non mi ricordo che succede. Quindi, allora, in qualche modo abbiamo creato dei siparietti, no? in questa trasmissione, per cui abbiamo invitato tanti ospiti, tanti cantanti che ripercorrono anche la storia di cantanti che sono stati famosi in passato. E adesso penso che sia arrivato il suo momento. Macchinisti, foghisti, uomini di fatica, dove siete, dove siete? Oh porca miseria, buonasera! Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera. Oh, ma che bella maggiorata fisica, si faccia vedere. Maggiorata soprattutto. Mamma mia. Era da tanto tempo che non venivo a Roma, io sono stato tanto tempo a Napoli e sono venuto a Roma. Comunque è un piacere innanzitutto. È un piacere assolutamente nostro ed è un piacere soprattutto del napoletanissimo Gianni Turco. Quindi io ti lascio lo studio, fai tu. Vi dedico una canzone. Grazie, accetto. Prego. Lo incontrai per casa a Messina, proveniva da Canicattì, prese posto sulla littorina che partiva grevita quel dì. Al mio sguardo penchiere palese non mi disse né no e né sì. Allora io col mio nobile inglese sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, lungo Pallezio diventa per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fossa che mora per te. Perdonami se canto di quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. È una domenica Pasquale.
queste postine ammazzate. Umberto Del Prete! Grazie, io vi ringrazio, grazie a tutti. Grazie Umberto, spero avremo modo di rincontrarci in qualche altra occasione in questa edizione di Mille Voci. Ma sicuramente. Perché è stato veramente una chicca e un piacere averti ospite in questa edizione. Grazie. Dov'è l'uscita? Ecco qua. Umberto Del Prete! Una chicca quest'anno, no? Proprio veramente carino, quindi grazie della dedica. Bene, continuiamo con questa nostra prima puntata ricca di ospiti e di amici. Nel continuare io, quando ho saputo che lui poteva partecipare a questa edizione di Mille Voci, nonostante i suoi innumerevoli impegni, ho insistito perché fosse qui con noi e quindi gli ho chiesto, dai, facci sentire qualche cosa, no? di queste famose, del cantante che tu in qualche maniera omaggi, perché secondo me lui riesce veramente a fare un omaggio a quel grande cantante che è Renato Zero e che anche ultimamente ha fatto un concerto spettacolare, quindi a 70 anni riesce ad incantare, ad emozionare ancora tutti noi. E quindi gli ho chiesto di farci sentire qualcosina in più quando ce n'è la possibilità e ne abbiamo il tempo, quindi osservo il tempo, ce lo abbiamo e con noi in questa puntata Daniele Si Nasce con Cercami. Cercami come, quando e dove vuoi, cercami, è più facile che mai, cercami, non soltanto nel bisogno, tu cercami, con la volontà e l'impegno, reinventami. Se mi vuoi, allora cercami di più, tornerò solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo lo so, il pagliaccio di sempre, anche quello era amore, però questa vita ci ha puniti già, troppe quelle verità che ci sono rimaste dentro. Oggi che fatica che si fa, com'è finta l'allegria, quanto amaro disincanto. Io sono qui, insultami, feriscimi, sono così, tu prendimi o cancellami. Adesso sì, tu mi dirai che uomo mai ti aspetti. Io mi berrò l'insicurezza che mi dai, l'anima mia farò tacere pure lei. Se mai vivrò di questa clandestinità per sempre, fidati che hanno un peso gli anni miei, fidati e sorprese non avrai. Sono quello che vedi, io pretese non ho. Se davvero mi credi, di cercarmi non smettere, no. Questa vita ci ha puniti già, l'insoddisfazione qua ci ha raggiunti facilmente, così poco abili anche noi a non dubitare mai di una libertà indecente. Io sono qui, ti servirò, ti basterò.
vero, non resterò una riserva, questo no. Dopodiché quale altra alternativa può salvarci? Io resto qui mettendo a rischio i giorni miei, scomodo sì, perché non so tacere mai. Adesso sai, senza un movente non vivrei. Comunque cercami, cercami. Non smettere! Si nasce! Che meraviglia tornare a casa! Sei stato stupendo, è bellissimo vivere questa avventura con te e essere riuscita a incastrarti per molte delle puntate di questa edizione, perché non è stato facile. È vero, però perché è un onore e un privilegio e soprattutto un piacere tornare a casa dopo tanto tempo. Seguite Daniele sui suoi canali social, che lui adesso è pieno di impegni, fa un sacco di serate, fa i teatri, quindi famo tutto. Seguitelo tutto e andatelo a vedere. Daniele perché Si i suoi nasce spettacoli su sono Facebook, assolutamente. E tutto quello che riguarda il Teatro Brancaccio, tante altre date, per cui mi raccomando. Ti saremo vicini quando possiamo, verremo quando potremo a vederti. E adesso rimani qui vicino a me, perché Turco, stringi, trova una camera dove mi stringi e facciamo questa cosa che mi fai un bel primo piano. Dove sei? Oh, eccoci qua. Guardami bene bene, perché ogni tanto avrò bisogno di te. Quindi io adesso ho bisogno di una pausetta per riuscire a risistemare qui un po' lo studio, perché abbiamo una bella sorpresa prima della fine di questa puntata. Quindi linea al Turco. Bentornati qui in studio e ho una piccola sorpresa. Io ho cambiato compagnia. Adesso abbiamo preso Lorenzo e l'abbiamo messo in stand-by insieme a Florindo, a riposo, e sono qui con Salvio. E voi direte, e questo chi è? E adesso ve lo presento. Lui intanto è il tastierista. Ma se mi segui, Turco, guarda qui che sono riuscita a mettere insieme in questa prima puntata di 1000 Voci. Abbiamo i Queen. A Roma si direbbe i Queen de noi altri, mentre voi di dove siete? Di Roma e Napoli. Roma e Napoli. La dicitura del vostro gruppo è Queen of Bulsara. Queen of Bulsara. Ok. Bulsara è il vero cognome di Mr. Freddie Mercury. Bene, e quindi come vedete... Allora, il tuo nome? Simone Valori. Simone, poi abbiamo Vito Di Costanzo alla chitarra. Vito Di Costanzo alla chitarra. Abbiamo Stefano Di Medio al basso. Bene, alla batteria. Ottavio Liguori. Bene, e Salvio l'ho incontrato proprio poco fa al pianoforte. Beh, un bell'impegno fare una bella responsabilità, ma la cover band dei Queen. Una professionalità che... Complimenti! Ci ha valso qualcosa, qualche applauso. Bene, quindi adesso entrate a far parte della famiglia di 1000 Voci e quindi avrete modo di farvi conoscere anche attraverso i nostri canali. Vi ricordo che 1000 Voci ha anche un importante canale YouTube dove potete vedere tutte le esibizioni di tutti questi anni, di 18 anni di 1000 Voci. Vedrete anche prossimamente le puntate di 1000 Voci e i video di tutti gli artisti che si sono esibiti e che si esibiranno anche in questa edizione. Quindi avrete una grande visibilità grazie a 1000 Voci e a Gianni Turco. E quindi ci sta come chiusura di questa prima puntata un classico di quelli proprio che cantiamo insieme, perché noi siamo i campioni. We are the champions!
I've been my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And then mistakes, I made a few. How the might sound tank kick in my face, but I go through. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers. We are the champions of the world. I've taken my bounds, my curtain call. You've run in fame and fortune and everything goes with it. I thank you all, but it's been a band of roses, no pleasure cruise. I consider it our changes before my race, and I never lose. We are the champions, my friends, and we keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers. We are the champions. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers. We are the champions. All the world. Bravi! Bravi, tantissimi complimenti! Un finale di puntata veramente eccezionale. Vieni qui vicino a noi, Salvio, e venite vicino a noi voi che siete stati con noi in questa puntata. Vieni Mimmo, vieni vicino, vieni Florindo, vieni, dov'è Lorenzo? Dai, venite qui con noi. Vieni Daniele, dai Franco, stiamo insieme per la chiusura di questa puntata. Salutiamo e mandiamo un bacio a Morena e Monica dei Milk & Coffee che sono dovute scappare per impegni di lavoro, e vi salutiamo dopo questo inizio di stagione della 18ª edizione di Mille Voci, e ci vediamo alla prossima puntata. Turco, sigla!